È tutto pronto per la quarta conferenza regionale sulla lingua friulana. I dettagli dell'evento, in programma il prossimo 9 giugno, sono stati presentati nella sede udinese della Regione, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del Presidente dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino, e del Direttore dell'Agenzia, William Cisilino. Il Presidente del Consiglio regionale convoca almeno una volta ogni 5 anni e comunque entro i primi 24 mesi dall'inizio della legislatura una conferenza di verifica e di proposta sulla attuazione della legge inerente alla tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana. La lingua friulana, ha detto Bordin, è il cuore identitario del Friuli e se venisse indebolita o persa rischieremmo di smarrire ciò che ci rende davvero unici. Credo, ha aggiunto il Presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, che i concetti chiave siano rivolti verso la tutela e la valorizzazione di una identità linguistica che ci rende unici a livello globale, con una forte focalizzazione su scuola, lavoro e attività pubbliche.